Vin dice e il vin contada chi il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia. Prima puntata del nuovo anno. E chi avemo come ospite? Ma certo, a nostra Angela Maculan. Angela, buondì! Ciao Alcanaia, come stai? Tutto bene? È iniziato bene questo 2026? Tantissimi auguri di buon anno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Stago ben, grazie. E cosa tiene conti di oggi? Una roba un po' particolare, vero? Oggi ho deciso di parlarvi dei vitigni Piwi. Magari li avete sentiti nominare come Piwi, Pivi o vitigni resistenti. Sono dei vitigni che sono stati studiati in laboratorio dai vivaisti che risultano così resistenti alle malattie fungine. La parola Piwi o Pivi, come la vedete scritta qui, quindi P-I-W-I, è l'acronimo di una parola tedesca che leggo perché io il tedesco non lo parlo, che è Pilzwiderstandsfähige o qualcosa di simile, mi scuseranno quelli che parlano veramente tedesco, che vuol dire varietà resistenti alle malattie fungine. Sappiamo tutti che nei vigneti bisogna anche fare i trattamenti. Le due malattie fungine più diffuse e più conosciute sono sicuramente la peronospora e l'oidio. Quindi nel corso degli anni, anzi dei secoli, perché si sta lavorando su questo da tantissimo tempo, da più di un secolo, si sta lavorando in laboratorio attraverso degli ibridi, degli incroci, delle impollinazioni. Cioè si prendono le varietà di uva europee, quindi quelle che comunemente chiamiamo, possono essere Cabernet, Merlot, Sauvignon, insomma quelle classiche che conosciamo tutti, e si incrocia il polline, quindi si vanno a impollinare con le varietà americane che risultano resistenti a queste malattie. Quindi a forza di fare questi incroci si sono trovate appunto queste varietà che hanno le caratteristiche molto simili alle varietà classiche che conosciamo, però sono resistenti alla peronospora e all'oidio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non occorre fare i trattamenti in vigneto, trattamenti anticrittogamici, quindi vuol dire che si risparmia acqua sicuramente, si risparmia il prodotto chimico e si risparmia il gasolio, l'usura del trattore, il lavoro della persona che effettua il trattamento, e quindi sicuramente è un approccio molto molto più sostenibile alla viticoltura, senza necessariamente andare sul biologico. Ci sono alcune zone in Italia ovviamente dove il biologico è molto facile farlo, penso al sud Italia, dove ovviamente la piovosità è molto diversa rispetto al nord, mentre appunto al nord, dove è più difficoltoso e complicato magari fare biologico o biodinamico, la tendenza è quella di andare verso appunto le varietà Piwi. Queste sono autorizzate in alcune regioni, l'Alto Adige per esempio, Trentino, Veneto, Friuli, Lombardia e Piemonte. Sono appunto tutte zone viticole del nord. Anche noi nel 2017 abbiamo piantato delle varietà Piwi, abbiamo piantato 4 varietà, il Sauvignon Ritus e il Sauvignon Gris, che sono varietà bianche, e per quel che riguarda i rossi invece abbiamo piantato il Cabernet Volos e il Merlot Chorus. Appunto vi ho detto, derivano dalle varietà tradizionali, quindi in questo caso Merlot, Cabernet e Sauvignon, però sono diverse e non serve fare i trattamenti. Noi li vinifichiamo, facciamo 2 vini, il Maui bianco e il Maui rosso. Maui sta ovviamente per MA Maculan WI, ricorda ovviamente Piwi, e appunto sono Sauvignon Ritus e Sauvignon Gris per il bianco, mentre per il rosso Cabernet Volos e Merlot Chorus, con anche un po' di Barrique come affinamento. Sono vini che ricordano molto quelli classici tradizionali, però ricordiamoci, ecco, sono diversi, per cui la curiosità di assaggiarli spero di avervela fatta venire. Ringraziamo Angela Maculan dei Cantine Maculan. Ti ringrazio ancora una volta e ci vediamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao Alcanaia! E ni altri andiamo avanti con Garangheo e il Veneto Sabeo.